nostro giro continua sempre e siamo qui all'azienda Cecchetto che prima era un po' in anticipo, adesso è presa d'assalto e allora ci inseriamo di brutto, di brutto. Siamo con? Sara Cecchetto. Ciao Sara, intanto dici un attimino come ti sembra l'atmosfera di questa 2 giorni sul Malanò. È una bellissima atmosfera, fortunatamente oggi c'è anche il bel tempo. Tra l'altro evento che capita proprio nel pieno della vendemmia del Raboso, perché proprio in questi giorni noi tra l'altro in azienda stiamo raccogliendo gli ultimi grappoli del Raboso per fare appassimento per poi fare il malanotte. Tra l'altro quest'anno appunto è stata una stagionalità bellissima, quindi avete potuto veramente spingervi al mare. Esatto, sì, un'annata veramente probabilmente sarà da ricordare per il Raboso questa. E tu sei venuta qui ovviamente con i tuoi classici, diciamo, in più anche con una versione spumantizzata? Esatto, il Possiamo metodo dire. classico, sì, Un metodo classico. 60 mesi sui lieviti, è un 2012 questo. Dopo 60 mesi cosa ci dice questo Raboso? Dopo 60 mesi abbiamo, intanto è un Raboso che inizialmente faceva 24 mesi sui lieviti, poi negli anni ci siamo accorti che invece la permanenza sui lieviti aiutava il vino ad acquisire più struttura, soprattutto dopo la sboccatura. Di questo 2012 siamo particolarmente contenti, adesso vediamo il 2013 che sboccheremo a fine anno. Benissimo.